Delta del Po, Rami del Veneto, provincia di Rovigo. Parte da qui, dalla sacca del Canarin, pochi chilometri dal centro di Porto Tolle, uno degli itinerari più interessanti per scoprire le peculiarità di questo tipo di ambiente. Questa laguna salmastra, situata nell'area più orientale del delta padano, è infatti una tra le più grandi dell'area deltizia. In circa 10 km² di superficie si possono ammirare una moltitudine di specie protette. È un'area di particolare pregio naturalistico, oltre che produttivo, perché viene esercitata la pesca alle vongole, ecco, e quindi per noi è importante sia dal punto di vista, come dicevo, produttivo che turistico, perché è inserita in un contesto che è di primaria importanza, essendo praticamente tra le foce del Po di Pila e le foce del Po di Tolle. Le escursioni in barca, accompagnati da un pescatore del posto e al bisogno anche da una guida naturalistica, partono dal rifugio Canarin e si spingono fino agli scanni che separano la sacca dal mare Adriatico. È un itinerario molto interessante sotto l'aspetto naturalistico, naturalmente, perché si entra nei cannetti dove appunto nidificano varie specie di uccelli. È proprio tipico ambiente di una volta, ecco, che è rimasto unico in Italia, penso. Se dopo qualcuno vuol fermarsi a casa mia, le offro la specialità del luogo, che è appunto pesce fresco, pescato, si può anche pescare, cioè non c'è solo il fattore turistico ma anche quello sulla pesca. Se uno vuole verificare di persona come si pesca, come peschiamo, c'è questa opportunità di farlo, insomma, ecco. Questa attività di pescaturismo si inserisce in un progetto ben più ampio promosso dal Parco del Delta del Po, che assieme agli altri parchi che si affacciano sul grande fiume sta studiando i percorsi da proporre ai visitatori che arriveranno a Milano per l'Expo 2015. È un'iniziativa di messa in rete dei vari operatori e delle varie offerte che noi proponiamo con la visione del grande delta, quindi un delta che supera l'idea di parco e di interregionalità e va verso una visione del delta dall'Adige alle Saline di Comacchio, e quindi una proposta di turismo e di turismo particolare e che verrà messa in rete con tutte le altre proposte del delta. Oasi naturalistica, unica in Europa, il parco custodisce un ecosistema complesso e delicato che necessita di essere difeso e protetto sia per quanto riguarda la flora che per la fauna terrestre ed ittica. Oggi, per monitorare lo stato di salute dell'area, ci si avvale delle tecnologie più avanzate, a cominciare dai droni. Tutti possono capire qual è la differenza tra il vedere una cosa da terra e cosa vuol dire, cosa significa vederla poi dall'alto. In questo caso noi parliamo di habitat stupendi, di una natura meravigliosa che deve essere osservata e deve essere studiata, anche cercando di non disturbarla. Per cui noi pensiamo che anche i droni, con la capacità poi di sorvolare determinate aree e quindi con anche una assoluta mancanza di rumore, perché sono molto silenziosi, e con una tecnologia molto sofisticata dal punto di vista delle immagini, possono far capire tantissime cose che da terra non si possono capire. A manovrare questi gioiellini della robotica di ultima generazione sono chiamati i tecnici di una società specializzata. È un 6 eliche con telecamera a bordo. Il bello è che questo è un apparecchio che è molto veloce, ha un'autonomia di volo che può essere dal quarto d'ora all'ora a seconda delle batterie usate, ha un sistema di telecamera a bordo da 12 megapixel che ha una caratteristica: nel momento in cui è attivata e rimane sempre stabile in qualsiasi condizione anche di volo si trovi nelle 8 eliche. Può essere telecomandata da terra e va ad inquadrare quello che riteniamo. Il drone, insomma, potrà vegliare dal cielo tutti i movimenti a terra, di giorno come di notte, compresi quelli dei cacciatori. Qui l'attività venatoria è diffusa da sempre e ben regolamentata. Alle nostre spalle abbiamo quella che in dialetto viene chiamata coleia o coleggia, meglio in italiano. È un appostamento di caccia. È un appostamento di caccia che viene usato in queste lagune nel periodo
consentito, che va da settembre a gennaio, ed è appunto caratterizzato da questo mascheramento in canna. Poi all'interno c'è una struttura in legno dove naturalmente si nasconde la barca per arrivarci, poi il cacciatore sale e da lì può praticare la caccia in questa laguna. Qui si cacciano specialmente specie acquatiche, però quelle consentite, che sono principalmente le anatre. Parliamo di germano reale, fischione, marzaiola, zavola quando ce ne sono, e altre specie di anatre, moriglione, moretta, sono tantissime, sono 9 principalmente quelle cacciabili in questo ambiente. Tutte le altre specie acquatiche invece naturalmente sono protette e non sono cacciabili.